Venga qua, venga qua, venga qua. Come, lei non mi vede più a Teletruria, come, ma quant'è che non guarda Teletruria? Ma la vedo quasi tutte le sere per È vedere vero? il telegiornale. Ci sono più bravi di me? No, io ho un po' di rimpianto. Dica la verità, ha un po' di lo dica. Ho rimpianto. Lo dica. Ho rimpianto per le sue trasmissioni. Dica, buttali, tiri anche un moccolo. I moccoli non li tiro. Comunque c'era una trasmissione, Chiaro e Tondo lo vedevo, c'era un ragazzo di San Sepolcro simpatico. Che come me amava i Beatles, ero lì, Antonello Antonelli, uno pelatino, bravo, omosessuale. Questo mi interesserebbe meno. No, vabbè, comunque no, per dire, sì, mica no, certo, per dire delle ognuno fa quello che vuole. Un comunistone. Questo non lo sapevo. Di Rifondazione, lui era consigliere comunale di Rifondazione. Allora è simpatico. Io non sono comunista, però rispetto. Lui ha detto il sovietico proprio, era di quelli. Allora era di quelli buoni. Lanci un appello alla famiglia Butali, fate tornare Chiaro e Tondo su Teletruria, in modo da poterlo vedere anche poterlo vedere più spesso. E dica, io non sono pagato. No, lo dica perché sennò sembra che io gli ho dato i soldi, ha capito? No, è il signor Franchini che mi ha sponsorizzato, comunque non mi ha pagato nessuno. E ci sa vedere il Franchini, capito? Ci sa. Ma vende gli occhiali, no?